Per le interviste si ringrazia Jolly Box Srl. È con noi Cristiano Pellizzari, dirigente accompagnatore del Romano De Zelino. All'andata 19 punti, 5 vittorie, purtroppo al ritorno una sola vittoria, 5-1 alla Milanese. Che cosa non ha girato? Ma sicuramente il girone di ritorno è un campionato diverso, un'eccellenza, e probabilmente la squadra nostra molto giovane e qualche anche episodio tra sfortuna e anche parecchi infortuni ci hanno un po' condizionato questo girone di ritorno un po' travagliato sicuramente. Ora abbiamo la possibilità di giocarci playoff, lo faremo playout, magari playoff, e lo faremo con il massimo dell'impegno e speriamo di riuscire a salvarci. Ecco, mi aggancio perché domenica scorsa un importante pareggio, un 2-2, che sta a significare che i ragazzi non hanno mollato. Ma assolutamente, noi veniamo da un periodo comunque positivo dal punto di vista delle prestazioni, magari non tanto sul piano dei risultati, o quantomeno non tutti. Sicuramente domenica abbiamo fatto un'ottima prestazione, cercheremo di farla anche oggi naturalmente, sempre in vista dei play-out, in quanto è molto importante continuare a rimanere sul pezzo sia fisicamente che mentalmente. Ai nostri microfoni anche il presidente del Campodarsego Daniele Paggin. Un campionato difficile, forse più difficile del previsto. Buongiorno, è un campionato difficile perché comunque si era partiti con un altro obiettivo. Abbiamo cambiato, diciamo, in corsa, abbiamo avuto un momento difficile a metà stagione, verso dicembre, dove ho ridato fiducia al mister pienamente e diciamo da lì abbiamo cominciato a fare punti importanti, perché comunque avevamo fatto 11 punti a fine girone di andata, erano veramente pochi. E il girone di ritorno abbiamo fatto delle ottime partite, abbiamo fatto ancora qualche partita un po' così che abbiamo perso dei punti, però diciamo, oggi ce la giochiamo tutta, siamo qua ansiosi, oggi dobbiamo vincere perché comunque ci evita di andare ai play out e di chiudere qua una stagione che è stata veramente difficile. Ecco, hai anticipato, Presidente, pochi punti all'andata ma ben 21 al ritorno. Qualche scelta particolare che si è rivelata azzeccata? No, la scelta azzeccata è stata esclusivamente del mister, ha fatto un ottimo lavoro, ha provato varie situazioni con i giocatori che avevamo in squadra e ha trovato, diciamo, un gioco dove ci permette di poter fare dei punti e anche di non prendere gol, che eravamo un po' debolini dietro e o per un'occasione o per l'altra eravamo sempre in difficoltà. Cambiando modulo il mister ha trovato la soluzione e da lì abbiamo fatto bene, insomma. Il campionato 2012-2013 lo programmerete da stasera? Spero tanto di programmarlo da stasera, così vuol dire che oggi abbiamo vinto e ci mettiamo una pietra sopra. E voglio anche dire un grazie anticipatamente ai giovani che ci hanno dato una grande forza e anche ci hanno aiutato molto. Grazie Presidente. Grazie a voi. La ditta Jolly Box Srl, presente da quasi 10 anni sul mercato, è specializzata nel noleggio di strutture prefabbricate per diversi utilizzi, quali uffici, mense, bar, biglietterie, box, servizi igienici e spogliatoi. I moduli prefabbricati Jolly Box offrono il più ampio ventaglio di applicazioni presenti oggi nel mercato del noleggio e si caratterizzano per modularità, flessibilità ed economicità. Jolly Box fornisce soluzioni per i diversi settori di mercato, dal civile all'industriale, dal privato al pubblico, e mette a disposizione dei suoi clienti un servizio e un'assistenza completa. Studio della soluzione ideale alla preventivazione. Consegna, l'installazione e ritiro, pulizia e supporto tecnico, sicurezza alla copertura assicurativa. Jolly Box è a Reschigliano di Campodarsego, Padova, telefono 049 920 1683. La partita della settimana è stata offerta da Paggin Prefabbricati SPA. Amici sportivi in ascolto, buon pomeriggio. Le immagini vi giungono dal comunale di Campodarsego, dove per l'ultima di campionato va in scena Campodarsego Romano De Zelino, campionato di eccellenza girone B. 33 punti per la squadra di casa non ancora salva, 26 punti per gli ospiti che dovranno disputare i play-out. Cielo coperto, terreno in buone condizioni, pubblico numeroso sugli spalti.
Direzione di gara è affidata al signor Cipriani di Empoli, assistenti Faggian e Luise, entrambi di Mestre. Le formazioni: Campo d'Arsego in completo rosso, Pettenò, Mantovani, Zaramella, Bertocco, Volpin, Stancanelli, Lebrun, Tiso, Viola, Riberto, Falco. A disposizione del mister Andrea Brocca, Andreetta, Piran, Bellon, Gomiero, Costa, Niagù, Ballarin. Romano Dezzelino in casacca biancazzurra, Bortignon, Lorenzato, Bassani, Bertacco, Dalbello, Covolo, Cuman, Antoniol, Gallina, Dalla Gasperina, Dal Monte. A disposizione di Marco Carretta, Loria, Zarpellon, Pellizzer, contro Soldo, Dalla Bona, Morosin. Azione da Moviola dopo 10 minuti. Respinge così Bortignon, poi l'arbitro fischia il fallo dell'attaccante del Campo d'Arsego. Minuto 17, locali in attacco, Falco alla palla buona ma non trova l'attimo. Sponda di Lebrun per Viola, il suo sinistro è parato in 2 tempi. Ancora Viola cerca la via del gol con azione personale, forte ma sul fondo. Sbavatura sulla tre quarti, veloce contropiede ospite, difesa di casa in affanno. Gallina trova il destro che trafigge Pettenò. Romano Dezzelino in vantaggio dopo 37 minuti. Ancora amnesia difensiva del Campo d'Arsego. Ci credono invece gli ospiti che fra la sorpresa generale raddoppiano così con Dal Monte. Sul 2-0 per il Romano Dezzelino finisce il primo tempo. E con le immagini montate da Daniele Arena passiamo alla ripresa. Viola prova l'incursione sulla fascia, sul suo destro Bortignon si allunga e devia. Falco riceve palla, alza la testa e sassata verso il 7, di un niente fuori. L'inserimento di Ballarin fa gridare il rigore, così non è per l'arbitro. Minuto 22, calcio di punizione, la testa di Falco non va. Riberto prova dai 25 metri ma trova i pugni di Bortignon. Azione personale di Zaramella, resiste ai difensori poi centra per la corrente Falco, ancora sul fondo. Falco ha il suo rigore al 36esimo, sinistro sopra la traversa. Zaramella, il migliore in campo, trova il pertugio fra i difensori e poi il sinistro che si insacca. A 5 minuti dal termine Campo d'Arsego 1, Romano 2. Passa un minuto, su Falco Bertacco salva con la mano. Rigore e cartellino che costa l'espulsione per il capitano. Viola dagli 11 metri, non sbaglia e pareggia i conti. 2-2 con il Romano Dezzelino in 9. È il 93esimo quando Bortignon salva in volo il risultato del 2-2. Finisce così infatti 2-2 che non basta alla causa del Campo d'Arsego, per la salvezza c'è ancora da soffrire. Pagin Prefabbricati SPA è azienda leader che opera nel settore della progettazione, realizzazione ed installazione di prefabbricati metallici da oltre 20 anni, sia sul mercato nazionale che su quello internazionale, vantando collaborazioni con qualificati partner internazionali e con numerose referenze di assoluto prestigio. Garage Prefabbricati. La nostra gamma di prodotti include dei moduli prefabbricati progettati e realizzati per essere utilizzati come garage per automobili o per ricovero attrezzi. Il design, le caratteristiche tecniche ed il prezzo molto competitivo li rendono una soluzione ottimale per soddisfare tutte le necessità di ricovero mezzi ed attrezzature, anche in zone residenziali. Pagin Prefabbricati SPA a Reschigliano di Campodarsego, Padova, telefono 049 55 64 355.